Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
E
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come anche noi ripetiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Bene, como suspendimos la diretta e los apoyamos come sono arrivando a Santa Luca.
Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un canto lentuolo e lo depose nella sua coppa nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Mai nessun uomo ha parlato come parli tu. Signore, aumenta in me la fede. Tu hai parole di vita eterna. Le tue parole non passeranno.
nel donarci di poter vivere questa Via Crucis, sgravamento qui la riposizione del Signore. Sia davvero preludio alla gioia che il Signore ci dona nella domenica di risurrezione. Abbiamo accompagnato Gesù nella sua passione, nel suo Calvario. Abbiamo sofferto con Lui, possiamo dire, con Maria, con tutti i giudei. Però adesso vogliamo soprattutto gioire con Gesù nella risurrezione, certi sicuri che Lui attraverso questa passione e morte dona a noi la risurrezione. Il Signore ci ama, il Signore ci vuole bene, il Signore ci dona la sua misericordia. Accogliamo il suo invito a vivere, ecco, sempre con Lui, sia nei momenti della tristezza, della sofferenza, ma anche nei momenti della gioia, della pace. Auguro di cuore a voi tutti una buona serata, un buon sabato santo. Ci vediamo quelli che possiamo domani notte alle 23 per la viglia pasquale. Buona serata e grazie a tutti della vostra presenza, della vostra partecipazione. Yeah.